Siamo di fronte ad una strategia che mira ad innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che attraverso i disordini e la violenza punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. Il ministro dell'Interno alla Camera parla di un innalzamento di livello dello scontro che per certi versi, e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche, riferendosi ai fatti di Torino durante il corteo per il centro sociale a Scatassuna. 108 uomini delle forze dell'ordine feriti, 27 persone sottoposte a fermo, 3 arresti, tra questi anche il 22enne accusato di aver preso parte al pestaggio dell'agente del reparto mobile di Padova, Alessandro Calista. Nell'informativa alla Camera, Piantedosi rende omaggio agli agenti feriti, poi sferra l'attacco politico contro chi sfila accanto ai violenti. I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità. Il video del poliziotto padovano, rimasto solo e accerchiato dal gruppo di manifestanti, immortala le fasi più dure degli scontri che hanno segnato la manifestazione di sabato a Torino, come racconta anche il caposquadra del reparto mobile di Padova, Pierpaolo Corda, che rivive i momenti in cui i suoi uomini venivano attaccati da più punti. È come è capitato purtroppo in quel frangente là che ci hanno spuntati tutti i manifestanti da tutte le parti e ci siamo ritrovati appunto accerchiati. Siamo persone umane e la paura c'è sempre. La paura ci deve essere perché è una cosa che ti salva. La paura ci deve essere, siamo persone umane come tutti quanti. I ragazzi comunque stanno bene, sono a posto e questa è la cosa che mi rende felice. Questa è la cosa, anche su quei momenti là sono stati attimi, tra virgolette, un po' pesantini, diciamo, ecco. Abbiamo vissuto momenti un po' pesanti. Corda, segretario veneto del sindacato di polizia FSP, ribadisce il rischio corso dai suoi uomini. Intanto la premier Meloni nelle scorse ore ha riunito il Consiglio dei Ministri per valutare nuove norme da inserire nel decreto sicurezza. Il governo ci sta mettendo, diciamo, la sua faccia e noi siamo contenti di questo. Questa è una cosa che il nostro decreto sicurezza ci tutela ancora di più e noi questo va solo che piacere ovviamente. Questo è quello che vogliamo, che abbiamo sempre sperato e penso non solo le nostre sigle sindacali ma tutte le sigle sindacali.